presidente del comitato scientifico di Fondazione Una, che nel suo nome racconta già la sua missione. Una come uomo, natura e ambiente, e stiamo portando avanti questo progetto Biodiversità in Volo insieme a Federparchi e in questo caso al Parco dei Nebrodi. Stiamo visitando le eccellenze, i nostri parchi con la loro biodiversità. Siamo qui ai Nebrodi per imparare, studiare, capire la biodiversità di questi territori, in particolare del grifone e dell'aquila. Adesso stiamo appunto visitando la zona dove sono presenti i nidi. Questa è una specie, come abbiamo anche trattato in altri parchi, penso per esempio al Parco del Gran Paradiso con il gipeto, poi siamo stati in Abruzzo dove abbiamo parlato dell'orso marsicano, falco pellegrino, falco pescatore scusate, al Parco della Maremma. Qui il grifone è una specie che ci parla della storia di un animale che era presente un tempo, poi è scomparso e grazie a un progetto di reintroduzione adesso vive in buona salute in questo magnifico territorio. Il Parco dei Nebrodi racchiude intanto una ricca biodiversità sia vegetale che animale. Per quanto riguarda la biodiversità animale, diciamo, le specie bandiera sono rappresentate dall'aquila reale, dalla coppia di aquile reale che noi monitoriamo con un sistema video, e il grifone, anch'esso rapace, che è stato reintrodotto recentemente 20 anni fa con un precipuo progetto di reintroduzione appunto, perché il grifone si era estinto dalla Sicilia e da Nebrodi dove viveva, e noi come ente Parco dei Nebrodi l'abbiamo reintrodotto con un successo, diciamo, ormai che è notorio, da 50 esemplari che abbiamo reintrodotto dalla Spagna. Adesso ne sono presenti come colonia all'incirca 200 unità. Ci troviamo probabilmente nel posto più rappresentativo del Parco dei Nebrodi, perché alle mie spalle, come vedete, c'è proprio un'area umida che è il Biviere di Cesarò, un lago, anche se diciamo i laghi hanno in genere altre connotazioni, ma per noi, insomma, in questo territorio ci piace definirlo tale, ma che ha una importanza fondamentale per tutto il territorio del Parco dei Nebrodi, perché fa sì che il territorio del parco, oltre alla tutela nata proprio dalla istituzione del parco stesso, possa godere di altre forme di tutela, come l'essere una zona a protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli, quindi forme di tutela ulteriori che si aggiungono per gli uccelli nelle fasi migratorie, che qui possono trovare un momento di ristoro, soprattutto dopo aver attraversato il canale di Sicilia senza potersi approvvigionare di acqua e cibo. È veramente un'impresa estenuante, e appena la possibilità di trovare quindi qui quest'area umida gli dà la possibilità di un certo ristoro.